Buongiorno, buona giornata, ben trovati con i nostri collegamenti. Oggi siamo in linea diretta con il comune di San Mennemiano, quasi stiamo provando a fare un consiglio comunale. Vedo il sindaco Guido Dussin, gli assessori Zanchetta e Zago che poi inquadreremo e vedremo. Intanto buona giornata sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Eccoti qui, è una giornata e sono delle giornate, sono delle settimane ormai diciamo strane perché fortunatamente non avevamo mai vissuto queste cose. E come le vive un sindaco, come le vive un'amministrazione? Con una certa tensione, una apprensione, con la responsabilità di far rispettare quelli che sono i provvedimenti assunti, che stanno anche dando qualche buon risultato, perché vedo i dati che mi invia l'ULSS nel comune, ecco, i contatti si stanno tranquillizzando. Adesso lo stanno facendo parecchi tamponi, la nostra ULSS, e quindi è chiaro che si rilevano che quelle cose che già conoscevamo di persona, perché alcune persone che erano venute in contatto con i parenti o d'altro, o tipo i medici, ecco, si sono contagiati e adesso abbiamo anche il riscontro. Diciamo che possiamo ben sperare se teniamo duro ancora su questo comportamento. Sì, l'importante appunto è tenere duro. Questa quarantena si sta dimostrando veramente dura, scusate il gioco di parole, perché insomma sembra facile stare in casa, no? Molte volte dice ma non starei a casa tanto volentieri, poi quando sei costretto a starci non è così. Quali sono stati i problemi che avete trovato, Dussin, maggiori per quanto riguarda San Mennemiano? Far rispettare fin da subito le ordinanze varie, quindi non frequentare altre persone, quindi le aggregazioni, evitare le aggregazioni è stato il momento più importante, ma insomma è funzionato anche molto bene, è andata bene fin da subito, è stata anche una buona risposta. Molto probabilmente questa comunicazione è arrivata un po' tardiva perché il virus era già circolava, ecco, già circolava da un bel po'. E niente, adesso sta funzionando molto bene. In comune abbiamo assunto vari provvedimenti che poi diremo, ecco, la macchina amministrativa si è ridotta, abbiamo tenuto operativi quei servizi essenziali che servono al territorio e ripartiremo invece col resto della macchina probabilmente tra la prossima settimana in smart working e ripartiremo quasi a pieno sempre tra smart working e operativamente qui nella sede comunale da dopo Pasqua. Hai detto ripartiremo e tutti ce lo auguriamo, se lo augurano, ma che cosa ti spaventa, se ti spaventa qualcosa di questa ripartenza? E niente, che dovremo convivere con questo virus perché il virus non è debellato, lo conosciamo, sappiamo trattarlo a livello sanitario, quindi la nostra ULSS si è riorganizzata e quindi ha attivato l'ospedale di Vittorio Veneto, poi tutte le strutture si sono riadattate, specialmente qua in zona, e niente, dovremo convivere, quindi bisogna mantenere il distanziamento, tutte le protezioni e via discorrendo, quindi tutto quel comportamento che stiamo imparando in questi giorni, ecco, dovrà essere acquisito. Il lavoro sarà più in remoto, la scuola anche essa ha un approccio diverso in questo periodo e niente, dovremo cambiare un po' il nostro stile di vita, questo è pacifico, non sarà più proprio Sì. come prima. Sì, ce lo dicono un po' tutti, insomma, che cambierà qualcosa dopo questa esperienza che abbiamo avuto sicuramente, quindi cambierà qualcosa, si dovrà fare qualcosa e voi siete già pronti, insomma, per fare qualcosa, deduco, conoscendoti. Sì, i servizi in paese, adesso lo diciamo, Mario Renzo anche lo rappresenta, abbiamo cercato di creare una squadra qui tra le strutture comunali, l'amministrazione, le associazioni e la realtà del nostro paese, abbiamo cercato di creare una squadra in modo tale che ci fosse una risposta pronta e positiva, protezione civile, gli alpini e quant'altro, ecco, tutti quanti attivi sul territorio. Abbiamo cercato di creare una
una squadra che dia una risposta, e stiamo approntando, ecco, invece le risposte anche per il futuro, perché il dopo è molto importante, quindi dobbiamo essere attivi subito dopo nella fase della ripresa per dare le giuste risposte alle strutture, alle realtà produttive, alla gente, a chi ne ha bisogno. I nostri servizi sociali sono sempre rimasti attivi, quindi i servizi alla persona sono rimasti sempre aperti e sono aperti tuttora, quindi sono i riferimenti giusti e questi non devono mancare, ma subito dopo dobbiamo essere pronti anche con il resto dell'offerta, ecco, dei servizi. Chiaro. Chiudo questa prima parte, poi andiamo un attimo da Zanchetta con una battuta. Tu hai 2 figli sportivi, cosa hai trasformato casa in un campo da hockey? No, era così i primi giorni, però anche loro hanno avvertito un qualcosa di molto strano. Questa esperienza io ho 3 figli, anche una bambina piccoletta, niente, hanno percepito una cosa diversa, adesso si sono rifugiati un po' nella scuola, quindi nella lettura, usare il tablet, comunicare con le loro maestre e via discorrendo. Ecco. Però è una realtà molto, molto strana e sembra di no, ma i bambini piccoli hanno avvertito questo cambiamento. Quando si parla è un periodo di guerra, no? Non è la guerra perché è guerra di altro tipo, però loro hanno avvertito che non è la normalità e pian pianino lo stanno incamerando e anche loro stanno subendo questo periodo, questo momento. Quindi ecco, bisogna stare molto vicino alle famiglie. Anche noi con Mirko stiamo cercando di attivare sulla pagina Facebook nostra delle storie e dei racconti dei nostri istituti scolastici oppure degli asili, in modo tale che ci sia un passatempo giusto anche per gli stessi bambini. Quindi bisogna cercare di portarli a una quasi normalità, ma loro hanno avvertito che c'è stato un cambiamento, c'è una anormalità e speriamo di riportarli, ecco, nella giusta serenità che i bambini dovrebbero vivere. Ecco. Io cerco di fare il massimo il possibile a casa, la passeggiatina sul giardino, che ho la fortuna, o fuori nel vigneto con il loro cane, eccetera, ma sanno che sono rinchiusi dentro uno spazio che non era il loro, perché loro erano abituati a una libertà di tipo diverso. Chiaramente, io so che tu avrai molte cose da fare, da dire anche in questo momento. Se vuoi aggiungere qualcosa, poi potremmo anche lasciarti libero prima di passare a Zanchetta e a Zago. Come vuoi tu, però. Io niente, ringrazio i miei concittadini, devo ringraziare veramente della collaborazione innanzitutto delle associazioni del nostro paese e tutti quanti le persone che sono rese disponibili. Abbiamo avuto moltissime persone che si sono rese disponibili, hanno telefonato il comune, hanno detto se volete noi siamo qui a disposizione, quindi li ringrazio per questo molto. Ci sono le persone che sono venute qui a imbustare le mascherine da distribuire, eccetera, e tutti hanno dato la loro disponibilità. Sicuramente avrò bisogno di tutti quanti nei prossimi giorni, quando avremo modo di operare in modo più tranquillo e sereno, e quindi a tutti quanti chiedo di essere disponibili. Ho dato disponibilità a tutti, dai gruppi consigliari di minoranza e maggioranza, quindi su questo ecco, li ringrazio, e anche tante donazioni, ecco, sono arrivate tante donazioni e quindi anche stamattina è stata una proposta di offerta di 2000 mascherine, eccetera. Noi tramite un'altra associazione stiamo acquisendo altre 10.000, quindi cerchiamo di essere operativi con tutti e quindi state pronti che avremo bisogno di tutti e tutti insieme dovremo fare una grande squadra per far ripartire il nostro comune. Ecco, questo è lo spirito. E voglio dire un'altra cosa. In base alla disponibilità è quello che potremo fare a tutti i cittadini che hanno bisogno e alle strutture anche pubbliche che stanno lavorando, quindi vuol dire scuole materne, asili, eccetera, cercheremo di dare un sostegno a tutti quanti, società sportive, eccetera. Quindi la nostra attenzione, lunedì che faremo la prima giunta, già manifesteremo questo nostro indirizzo che ci avevamo dati ancora i primi giorni di crisi, ma maggiormente l'abbiamo rafforzato questa posizione in questi giorni. Ecco, saremo vicini alla nostra realtà, sia che sia produttiva, sia che sia associativa, sia che sia educativa, sia che sia singoli cittadini.
Per la scuola eravamo già partiti con un progetto di digitalizzazione, ecco, eravamo precursori prima di questa crisi e sicuramente oggi rafforzeremo ancora di più questo indirizzo e anzi lo porteremo proprio a compimento finale in una variazione di bilancio del prossimo anno o di quest'anno con l'avanzo di amministrazione, e sicuramente andremo avanti per questo indirizzo. La comunicazione che abbiamo attivato oggi con voi è ovvio, è manifesta che questo sarà anche un indirizzo futuro. E grazie a voi per questo collegamento. Grazie a te per essere stato con noi, so che le promesse le manterrai conoscendoti, quindi buon lavoro. Sicuramente, grazie. Bene, allora c'è Zanchetta che vedo inquadrato dai nostri tecnici. Allora Zanchetta, eccoci qua, dopo il sindaco, che cosa aggiungiamo per quanto riguarda il tuo assessorato, per quanto riguarda le tue competenze? Intanto buongiorno a tutti, a voi e ai vostri telespettatori. Beh, vorrei esordire ringraziando e accodandomi anche al ragionamento che faceva prima il sindaco, nel ringraziare tutta la cittadinanza, perché da un inizio un po' preoccupato e anche comportamentale, non tanto chiaro, poi tutti hanno capito della necessità di rimanere a casa, di avere distanziamento sociale per cercare di combattere questo brutto male che ci ha tutti così in qualche maniera coinvolti. Devo altresì ringraziare tutti i volontari che in questa settimana e mezza, quasi 2, tutte le mattine ci siamo trovati qui in sala consigliare per l'imbustamento delle mascherine della regione, che poi abbiamo distribuito grazie ai volontari della protezione civile e degli alpini a tutte le famiglie del nostro territorio. L'abbiamo fatto proprio famiglia a famiglia, suonando il campanello, e laddove non c'era presenti perché magari impegnati al lavoro o via, abbiamo fatto stiamo facendo un ulteriore passaggio per portare le mascherine anche alle famiglie che non erano in casa. Ho seguito su delega del sindaco tutto questo iter perché comunque è una situazione sicuramente epocale, nel senso che ormai ho fatto i capelli bianchi e non ricordo di aver mai vissuto una cosa del genere, perché questa non è una guerra, ma perché non abbiamo il nemico di fronte, però è talmente subdolo e preoccupante e cattivo che ci può colpire anche negli affetti familiari, anche nel contagio tra amici e quant'altro, quindi questo è molto molto pericoloso. Però appunto ribadisco e sottolineo la maturità dei nostri cittadini e la disponibilità di affrontare e di sostenerci anche tra di noi. Forse questo ci ha fatto anche in qualche maniera aprire gli occhi su quelli che sono effettivamente i valori della nostra società. Forse io spero e mi auguro che passata questa guerra brutta, possa contribuire a far sì che riscopriamo i veri valori che sono comunque quelli insiti nell'uomo, della solidarietà, della collaborazione, del mutuo aiuto e quant'altro. A sostegno dei nostri cittadini noi abbiamo attivato in questi giorni un filo diretto con i ragazzini che sono a casa e coinvolgendo il Consiglio Comunale dei Ragazzi che sono sicuramente propositivi anche in questo senso, quindi abbiamo fatto un filo diretto in modo tale, sostenuto dalla nostra operativa di comunità che tra altre cose è anche una psicologa, e quindi tiene il filo diretto con questi ragazzini, fa fare dei temi, dei pensieri, dei disegni, e in qualche maniera di tenerli impegnati in aggregazione. Dopodiché è partito anche un telefono di sostegno in qualche maniera morale a chi ne ha bisogno, che ne farà richiesta, ma con i nostri servizi sociali che sono sempre, nonostante che magari non siano presenti fisicamente tutti i giorni nel comune, sono sempre presenti telefonicamente e anche fisicamente in 2 giorni alla settimana. Stiamo comunque contattando i nostri anziani e le persone fragili, stiamo contattando per capire i loro bisogni, per essergli a fianco, se non altro moralmente, con una parola di sostegno. Lo stiamo facendo tutti i giorni con le nostre assistenti sociali, che le voglio ringraziare. Come non posso esimermi da ringraziare i responsabili della polizia locale che lavora a ore ininterrotte per dar seguito a quelli che possono essere tutte azioni di mitigazione di questa grande pandemia che ci ha colpito. Siamo qui, siamo presenti, cerchiamo di essere presenti e a fianco dei nostri cittadini, ma tutti insieme sicuramente riusciremo a superare anche questo brutto momento. Lunedì andremo in giunta per definire e dare mandato anche per quanto riguarda i buoni spesa,
e quindi abbiamo già individuato le fasce da sostenere e quindi daremo via anche a questa attività e questo servizio a sostegno dei più bisognosi. Questo è il nostro impegno, cerchiamo di portarlo avanti e cerchiamo di essere solidali anche per quanto riguarda non solo il nostro territorio, ma il territorio più allargato, con azioni e attività che coinvolgono anche altre realtà dove il Comune è presente, ma che siamo molto presenti anche a sostenere situazioni di difficoltà. Ieri ho sentito anche i gestori della nostra casa di riposo, sia il medico referente, il dottor Tabaccanti, che è la vicepresidente della cooperativa che gestisce la nostra casa di riposo, e mi ha dato ampie garanzie e sicurezza che la nostra casa di riposo, per il momento, perché così dobbiamo dire, non abbiamo certezze assolute, perché questo è tutto in divenire, tutto fluido, e quello che oggi è certo domani non lo è più. Però attualmente la nostra casa di riposo non ha problemi di contagi, è sempre stata gestita con molta attenzione fin dal primo momento, e quindi questo ci solleva anche un attimino da quello che potrebbe essere poi un allargamento anche nel nostro territorio, laddove ci fosse un focolaio all'interno di quella struttura, che come ben sappiamo sono le strutture anche più esposte a questo tipo di contagio. Io mi fermo ringraziando, se poi hai delle domande specifiche, ringraziando voi per l'opportunità che date all'amministrazione di trasmettere questo messaggio, anche se vogliamo un po' di serenità, quello che diceva il sindaco sicuramente condivido da tutti, nel senso che dobbiamo anche pensare al dopo. Questa è una situazione grave, abbiamo continuamente richieste di aziende, di realtà che chiedono di poter aprire, ma non è compito nostro, cerchiamo di indirizzarli laddove ci sono gli enti superiori competenti dalla prefettura e quant'altro, per capire se possono avere un minimo di opportunità magari per fare una spedizione, perché il dopo sarà ancora doloroso per un certo tempo. Dovremo cambiare i nostri atteggiamenti, io sono convinto che dovremo cambiare gli atteggiamenti, i nostri contatti, dovremo probabilmente per un bel periodo, laddove ci sono aggregazioni, mi faccio riferimento a, non so, ai supermercati e quant'altro, dovremo entrare a scaglioni, dovremo entrare con le mascherine, fin tanto che non avremo o un vaccino o comunque la soluzione e la morte di questo tremendo. Chiaro, sei stato esaustivo, Renzo, bene, grazie. Grazie a voi, buon lavoro, e io lascio la parola e il posto anche all'assessore Mirko Zago. Grazie. Perfetto, grazie. Grazie a Renzo Zanchetta, e allora che è stato esaustivo ci ha fatto capire insomma quali sono stati i lavori che hanno completato e hanno fatto e di sua competenza. Adesso attendiamo, perché ci sono tutti questi spostamenti chiaramente in misura di prevenzione. Eccoci con Mirko Zago, assessore. Anche per lei facciamo un po' il quadro delle sue competenze, di quello che vuoi aggiungere dopo appunto il sindaco ed il vice sindaco. Niente, dicevo, volevo fare ed esprimere due parole in qualità di assessore alla protezione civile, visto la tematica e vista la situazione appunto attuale. E vorrei un attimino focalizzarmi su, visto che sia il sindaco che Renzo hanno già fatto una sorta di panoramica generale, vorrei un attimino soffermarmi su quanto è stato fatto in questi giorni da parte propriamente di volontari protezione civile e alpini della sezione di San Venemiano, perché comunque è stato un lavoro impegnativo, è stata una macchina sostanzialmente che giorno per giorno si è attivata e ha cercato di dar copertura all'intero territorio nel giro di pochissimo tempo. Infatti, se non erro, se non vado male a memoria, le attività di consegna sono iniziate il 23 di marzo, il lunedì 23, pomeriggio appunto, e sostanzialmente le operazioni sono durate all'incirca una settimana, 7 giorni appunto. La mattina c'era una squadra di volontari che imbustava le mascherine, veniva organizzato di volta in volta in base al quantitativo appunto la distribuzione sul territorio, e a fasce sono state individuate tutte quelle vie dove poter andare a portare porta a porta i dispositivi appunto di protezione. Sostanzialmente San Venemiano ha avuto una copertura, posso dire, del 99%, perché di fatto sono rimaste solamente quelle famiglie dove
per queste le esigenze lavorative magari non erano in casa, quindi rifaranno un passaggio di sorta per poter andare a consegnare appunto le mascherine. Quindi sostanzialmente un ringraziamento di cuore va a tutti coloro che si sono comunque messi in prima linea in un momento così di difficoltà da mattina a sera per poter dare supporto a tutte le famiglie, alla sezione alpini di San Emiliano, come anche a tutto il gruppo di volontari della Protezione Civile. Mi spendo il nome di Massimo Sanson, che è il nostro caponucleo della protezione, che c'è un costante aggiornamento giorno per giorno per qualsiasi cosa, come servizio, come attività, e c'è piena e massima diciamo, disponibilità da parte di tutti i loro volontari. Mi ricordo che il primo giorno sono partiti in 5-6 e hanno terminato le consegne, che erano quasi una ventina, per cui proprio questa voglia, per fortuna qui a San Emiliano, ma credo anche un po' ovunque, di poter dare una mano quanto più possibile in un momento di estrema difficoltà di vita per tutti noi in questo periodo qui, sia stato fondamentale, quindi un servizio veramente grande di supporto da parte di tutti loro. Come Protezione Civile comunque hanno dato piena disponibilità per collegarsi a quello che diceva poco fa Renzo, a qualche diciamo, tipologia di servizio sociale, ovvero dove e qualora ci siano delle persone che realmente sono in difficoltà, hanno dato la loro disponibilità per poter fare delle consegne, magari a anziani o a qualche caso veramente, diciamo, difficile, diciamo così. Questo può essere considerato come una consegna, ma anche dei trasporti. Per cui diciamo che la macchina collaborativa da parte del volontariato è sicuramente forte e funzionante, e stiamo andando avanti così. Il periodo è difficile, speriamo che possa sostanzialmente passare quanto prima, anche se vediamo che le tempistiche sono quelle che sono. Mi viene da dire di continuare tutti quanti su questa linea, perché di fatto, come era già stato anticipato poco fa, tutti noi ci stiamo adoperando a mantenere tutte queste linee, vogliamo dire queste direttive, queste ordinanze tra l'igiene, le distanze, il fatto di rimanere a casa, non uscire. Se facciamo un gioco di squadra tutti quanti e utilizziamo testa e cuore, perché ne va della nostra salute, ma anche di chi ci sta attorno, sicuramente ce la faremo ad uscire, diciamo, da questo periodo così buio, però al momento è questo, e sicuramente l'insieme della nostra volontà e dell'aiuto del volontariato, degli alpini e della protezione civile ci darà una grossa mano per poter adempiere a tutti quei doveri o comunque a tutti quegli aspetti a cui noi stiamo andando incontro, insomma. Ne sono sicuro, Mirko, e mi auguro, lo abbiamo sempre detto, vedo che il sindaco c'è ancora, se vuoi aggiungere qualcosa, Guido, puoi farlo tranquillamente. Bene, si aggiunge nulla in questi fatti, perché dobbiamo solamente essere operativi, far partire la macchina amministrativa, non solamente quella della prima emergenza, dobbiamo far partire anche il resto dell'attività, perché poi tutte le altre attività del territorio ne hanno bisogno, e quindi tutti i documenti che noi dobbiamo preparare per notai, professionisti, aziende e quant'altro, dobbiamo essere pronti. Confermo che la struttura amministrativa funziona, perché la faremo funzionare con lo smart working che abbiamo attivato, quindi le persone lavoreranno da casa ma sono operative. In questi giorni hanno fatto un po' di giorni di ferie arretrate che avevano, e quindi va bene così, ma subito dopo ripartiremo. Tutta la manutenzione con la prossima settimana riparte 100%, e anche le attività di manutenzione del territorio subito dopo Pasqua siamo costretti a ripartiremo. Dobbiamo assumere un atteggiamento che è quello della convivere con questa realtà, seppur speriamo sia lenti, e speriamo che sia lenti, ma dobbiamo convivere con il periodo, quindi a tutti faccio la massima raccomandazione di rispettare le regole. Questo cosa vuol dire? Che se tutti le rispettiamo non avremo telefonate in comune che
chiedono al nostro comandante di vigili o agli stessi vigili di fare delle uscite per andare a controllare le persone. Quindi anche quelli che pensano di non disturbare, intaccare le regole, eccetera, o quant'altro, nel momento in cui non adottano un comportamento che dovrebbe essere il comportamento di tutti, allerteranno altre persone, le quali telefoneranno in comune e quindi ci sarà una sospensione della normale attività del comune. Quindi in questo periodo dobbiamo farlo tutti, anche se magari una minima passeggiata, eccetera, non va a trasportare il virus da nessun'altra parte, però dobbiamo avere tutti lo stesso comportamento, perché è un periodo di emergenza, quindi è vero che ci deve essere la massima responsabilità, quindi la prima cosa è questa che dobbiamo attivare, ma anche un comportamento molto comune, in modo tale che non creiamo delle tensioni nella nostra realtà. Ma io sono fiducioso, la cosa sta funzionando bene, la nostra ordinanza, tra l'altro, che avevamo adottato prima sia di regione sia di governo, ha dato un bel segnale e la gente l'ha capita e l'ha adottata e la sta rispettando. Un augurio a tutti, un abbraccio voglio fare un abbraccio a tutti quei bambini della scuola che spero che possano riprendere la scuola, quindi un abbraccio a tutti i giovani e un saluto fraterno anche a quei papà di miei amici, papà del mio consigliere, papà, la nonna di una nostra amica, quelle 4 vittime che abbiamo avuto in paese, ecco, e voglio essere vicino anche a queste famiglie e voglio essere vicino a tutti quelli che hanno un loro caro, come i nostri amici che abbiamo in ospedale, anche i tuoi amici, Mirko, qua del comune, che sono ancora in ospedale. Ecco, faccio l'augurio a tutti questi che ci sia una guarigione e voglio essere vicino alle famiglie che hanno avuto anche un lutto. Sono 4 nel nostro paese, ecco, e ci sono altre persone che sono ricoverate e sono altresì vicino alle persone che hanno invece avuto la fortuna di poter vedere il loro papà magari uscire dall'ospedale, il loro caro uscire dall'ospedale, che questa è una bella cosa. Ci associamo anche noi ai tuoi saluti e ai tuoi auguri, naturalmente, Sindaco. Adesso vedo che la linea con il Sindaco è ferma, non so, eccolo qua che abbiamo ripreso. Stemperiamo e chiudiamo con una battuta. La prima cosa che farai dopo questo ambaradan, non dirmi che andremo a bere uno spritz perché è troppo facile, che farai? No, io sono convinto che, guarda, sono fortemente convinto che bisogna convivere con questa realtà. Quindi lo stiamo già facendo, noi con mascherine, con guanti, con tutti i gel al seguito, cerchiamo di essere qua operativi, bisogna cercare di rientrare in una normalità che però sarà viziata da un comportamento che è rispettoso della situazione endemica, quindi la situazione che può così venirci addosso da un momento all'altro. Quindi dobbiamo convivere con questa realtà per il primo periodo, dopodiché vedremo le soluzioni mediche, vedremo vaccini e quant'altro, quanto già è stato accennato prima, però sicuramente i primi mesi saranno questi. Dovremo convivere, quindi dovrà essere un comportamento diverso che dovremo adottare. Bene, idem sarà per la guida per Zagor, insomma questa è la linea del sindaco e si segue, giusto? Sì, assolutamente sì, e concordo con quanto detto da Guido, appunto. Se posso ricollegarmi alla battuta che chiedevi tu, sicuramente non ti dirò la prima cosa che andrò a fare sarà un aperitivo piuttosto che un qualcosa di attività sportiva, però mi viene da dire che forse dopo tutto questo periodo un pizzico di più la normalità cui si aveva precedentemente a tutta questa situazione, sicuramente andrò a valorizzarla di più. Per cui ma sicuramente su questo non ci sono dubbi. Sicuramente non ci sono dubbi su questo. Bene, io vi saluto, grazie agli assessori Zago Zanchetta e al sindaco Guido Dussin. Buona giornata, buon lavoro, perché so che ce n'è tanta, e complimenti sempre. Grazie ai ragazzi e buona giornata. Grazie, saluti.